Un nuovo appuntamento con Brescia in tavola, ben trovati a tutti, siamo qui in Piazza Loggia, abbiamo intercettato la signora Graziella. Graziella, ben trovata. Lei signora Graziella che è in giro per commissioni, Per fare compere. Abito 3 minuti da qua, quindi ho un supermercato comodo e quindi ci vado senza prendere la macchina, uscire. bello, proprio dal centro lei, ma lei è proprio originaria del centro? Brescia, sono di Brescia, non originaria del centro ma di Brescia. Da quanto tempo sta in centro? In centro 30 anni. Insomma, vabbè, quindi ormai Mi sento del centro. è Mi proprio sento qui. Bene signora Graziella, lei è ancora in età lavorativa, in pensione? in pensione da 6 anni, Di che si occupa? impiegata statale. Posso dire l'ufficio? Vabbè, sì, Agenzia delle entrate. Non è che... Sala, perciò ho scelto anche poi di andare a abitare vicino all'ufficio per evitare appunto di utilizzare la macchina. Giusto, una bella scelta comoda e ecologica. Senta signora Graziella, e nel passatempi, nel tempo libero che fa? Allora, oltre a fare la nonna a distanza, perché mio nipotino sta a 60 km, quindi a distanza, vado a trovare la zia, le amiche, il caffè, uncinetto e poi dopo, anche se sono da sola, comunque cucino per me. Ecco, Cucino. questa è la parola, il verbo magico che ci piaceva sentire. Cosa cucina? Quali sono i piatti che predilige, che cucina della tradizione bresciana e non solo? Tradizione bresciana è dura essere da soli, fai la polentina, però la polentina con un pezzettino di coniglio ci sta anche, polenta e coniglio. Davvero, è questo il suo. E coniglio piuttosto che ne so, anche faccio anche le lasagne alla bolognese perché ho una zia di Bologna, non posso non fare le lasagne con ragù bolognese. Mamma mia Graziella, ma mi sta facendo venire voglia di farmi invitare a pranzo. Allora, oggi tra poco nella puntata racconteremo il pollo in guazzetto, cucina comune bresciana, insomma senza una specifica collocazione originaria territoriale. Comunque e appunto delle nostre zone, tra poco ne parleremo. Allora io le dico una serie di ingredienti, lei mi dice signora Graziella se secondo lei questo ingrediente c'è o non c'è nel pollo in guazzetto. Allora, pollo ci sta per forza. Cipolla, Sì. giusto, pane raffermo, No. no non c'è, brava, carota, Sì. sedano, Sì. giusto, melanzane, No. no, brava, ricotta, No. no, sta azzeccando tutti, concentrato di pomodoro, Sì. patate, No. sì, pare di sì, ma poi vedremo adesso, vino bianco secco, Sì. mare, burro, Sì. bravissima, brodo, No. uva rossa, No. lardo, un No. pochino di lardo, pare di sì, Dov'è che lo trovi? Non lo trovi da nessuna parte. sale, pepe. Sale e pepe, sì. Bellissimo, brava signora Graziella, se ne fossero di signore come lei il mondo sarebbe bellissimo, grazie. E noi iniziamo. Ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, schiedo pure il baccalato, che forma e sa la nostra. Brescia in tavola, nuova ricetta, nuovo appuntamento, una nuova puntata qui in vostra compagnia. Ciao Federica, come va? Ciao Carlo, benissimo, Tutto a grazie. posto, mi fa piacere e speriamo che anche voi gradiate i nostri piatti, i nostri procedimenti della tradizione bresciana. Brava Graziella che abbiamo intervistato poco fa, brava, ma di più, molto Bravissima. Ecco, ovviamente. Vabbè, con lei avete visto, abbiamo giocato con gli ingredienti del pollo in guazzetto, protagonista della puntata di oggi, fa parte della cucina comune, quindi insomma bresciana, potrebbe anche essere utilizzata e diffusa anche in altri territori, in altre zone. Vuol dire tutte quelle preparazioni insomma che non possono essere attribuite a uno specifico territorio, ecco, quindi la Valle Trompia, la Valle Camonica, la Bassa, un po' patrimonio della provincia, della nostra città più allargata, ma sono appunto presenti un po' ovunque, per le quali è difficile anche risalire a una collocazione precisa. Un piatto tradizionale italiano, semplice e ricco di sapore. Il termine in guazzetto, insomma, è inutile che ve lo dica, lo sapete molto bene, indica una preparazione in umido con un sughetto saporito a base di pomodoro, vino e aromi. Io però il vino qui non lo vedo, probabilmente nel nostro pollo in guazzetto non c'è, o c'è, forse vino bianco. Avevo sete. Si spiegano tante cose. Il nostro pollo in guazzetto, cara Federica, eccolo qui, no? Dico, il nostro
Vabbè, questo è il pollo. Questo poi non è ancora in guazzetto. arriverà pure il Pollo, guazzetto. punto. Ha bisogno di quali ingredienti? Un pollo. Ovviamente servirà il pollo, poi poi avremo della cipolla, cipolla, della carota e del sedano. Sì. Avremo bisogno del vino, del concentrato di pomodoro, Va bene. del burro, del lardo. 4 patate anche. Sì, Compatibilmente con tutte. sei bravissimo come Con tutti i bravissimi i nostri. nostri intervistati. E basta, i nostri ingredienti sono e del vino, chiaramente, forse l'avevo detto, Beh, ma voi adesso mi il vino interrompe bianco, sì, sempre, poi io Questo, mi perdo. anche senza interromperti, Eccoti, quindi. tac. Allora, passiamo al procedimento, abbastanza semplice. Dovremo fare a pezzetti il nostro pollo. Bene, qua abbiamo preparato del petto. di Sì, pollo, questi però- sono, esatto, dovremmo farlo a esemplificativi. pezzetti di media grossezza, niente di troppo grosso. Lo disporremo in un tegame con del burro e del lardo pestato, saleremo e cospargeremo il tutto con del pepe. Una bella, dopo più o meno qui va un attimino a piacere. Rosoleremo la nostra carne. Sì, Dopodiché aggiungeremo la nostra cipolla tritata, chiaramente, la faremo imbiondire, poi con del sedano e la carota affettate alcuni minuti dovremo far. e si fa questo purri, questa composizione di verdure, questo ratatouille, piccola ratatouille. Sì, una Cipolla. cosa del genere. Vabbè, Sto insomma. ascoltando perché poi mi fa impazzire, mi fa perdere. Dai, che facile, vai. Quindi sfumeremo tutto con il nostro vino bianco. Sì, Alzeremo leggermente la fiamma per farlo sfumare per bene e poi andremo a riabbassarla. Dunque diluiremo il nostro concentrato di pomodoro con mezzo bicchiere di acqua calda e con questo bagno spruzzeremo, diciamo, o lo è spaventato un po' quando verseremo. mi hai guardato così. Spruzzeremo, lo verseremo sulla nostra preparazione, proseguiremo la cottura a fuoco molto dolce per circa una mezz'oretta. Ecco, ancora quindi procede la cottura. Sì, dopo mezz'oretta che dovremo succede dopo aggiungere le mezz'oretta? nostre patate Attenzione che taglieremo bene. a pezzetti non troppo grossi e termineremo quindi la cottura. Con le patate ultime da Dopodiché aggiungere. ci starebbe bene una Certo. bella polentina per raccogliere, insomma, il guazzetto. il puccio. Il puccio. Serve per fare il puccio. E quindi anche questo pollo in guazzetto speriamo che incontri il vostro favore e dei vostri commensali, perché è bello, noi lo diciamo spesso, le nostre ricette, insomma, che senso ha consumarsele da soli? Ho creato un'occasione conviviale, di amicizia, di famiglia allargata. Tu chi potresti invitare, Federica? Io a casa mia è un porto di mare. Davvero? Sì, ho sempre gente, mi piace, adoro avere gente a cena, a pranzo, adoro avere Fosse gente in stata casa. una volta che tu mi avessi, una volta, anche solo non una ci pizza sei mai. ma che non ci sono mai, anche una pizza nel cartone mi accontenterei. Davvero? Vabbè, no, non è vero. Ma non preparare tu però le cose. Facciamo preparare qualcuno che. Vabbè, dai, intanto organizza che poi vedremo. Sì, ok. Vabbè, dai, comunque anche voi organizzate, gusterete questo pollo in guazzetto, ci direte se vi è piaciuto, se conoscete ricette simili a queste, ce le verrete a comunicare o ci scrivete in redazione. Vi ringraziamo, appuntamento alla prossima qui con Brescia in tavola. Ciao! Ciao! Ma che bontà, piace al sindaco e al sacrestà, tu caso un sei e tutto il resto, e in cos de via, le tutto a posto.